tutti quanti, chi più e chi meno, siamo abituati a sentire parlare napoletano, per in radio, per in televisione, così come pure per i social networks come Facebook. Questa presenza mediatica logora napoletana però, tiene sempre più a sacco per i sentimenti, con la raggio, con l'amore, con la malinconia o con la larezza. I barzellette, le canzoni napoletane antiche, classiche, come pure i pezzi rap, e parodie, i video, le cose simpatiche o cose tragiche che si vedono a Facebook, ovviamente non tiene niente che non va. L'unico problema però è che non dimostrano un lato più razionale, un lato la ragionare napoletano, che un lato che fanno essere una lingua vera e propria. Perché sta già una sfida? Sperano che parecchi decidono di far sentire come parlano quello dialetto, che per diventare una lingua vera e propria sta da far sentire un poco. E anzi, un napoletano, per diventare una lingua vera e propria, prima che è troppo tardi, sta da far sentire quanto è più assai possibile. Avete solamente parlare napoletano per un minuto. A ricordare l'obiettivo non è chi le fa arrangiare, fa malinconia, innamorare, a chi vi sente, a chi vi guarda, ma è chi le fa pensare, le fa ragionare a proposito di una questione che anche per voi è assai importante. Domanda, ma la imparare a memoria o posso pure leggere tanto per tanto con un pezzo di carta? Vedete voi, l'importante è che parlate napoletano per un minuto. E dopo che avete pubblicato il video in coppa a pagina Facebook, parla un minuto napoletano, non vi scordate di nominare un'altra persona, un amico o un'amica della vostra, sempre a Facebook, con un tag, semplicemente con un tag in due post. Così che questa persona a casa sarà la prossima persona che ha da completare la sfida. Non vedo l'ora di sentire.